Trovati con noi Paolo Menis del Movimento 5 Stelle come preannunciato. Buongiorno e ben trovati innanzitutto. Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori e anche buon proseguimento d'anno. Certo. Allora, tiene banco ovviamente, visto che scattano lunedì, il tema di queste zone rosse, della sicurezza in città, di queste disposizioni attuate dal prefetto, tra l'altro in accordo con le altre istituzioni, per una situazione cittadina che ha visto episodi ripetuti di risse, violenze e quant'altro. Tra l'altro in parallelo non c'entra, ma ne parlavo poco fa proprio con Menis, c'è il tema dei furti che da dicembre in poi è diventato veramente pesante in città. Beh sì, anche quest'ultimo tema fa parte del più grande argomento della sicurezza in città. Ma andando con ordine, io credo che questa disposizione sull'attivazione delle zone rosse per il momento non si possa ovviamente dare un giudizio, perché a parte che partono lunedì, bisognerà vedere quali risultati porteranno. Sicuramente una maggior presenza delle forze dell'ordine sul territorio qualche beneficio lo porterà. Ecco, bisognerà capire effettivamente se questo basterà per eliminare gli episodi che abbiamo visto negli ultimi periodi a Trieste, l'ultimo, quello di domenica scorsa se non ricordo male, in largo Barriera, che effettivamente preoccupa. La mia unica perplessità sulle istituzioni di queste zone rosse è capire cosa poi succederà di riverso nelle zone che non sono rosse. Ecco, non vorrei che ci fosse un abbandono da parte delle forze dell'ordine di zone meno calde, quindi lo spostamento del problema in queste zone. C'è un tema, secondo me, complessivo di risorse dedicate alla sicurezza urbana, che oggettivamente non dipende dalle amministrazioni locali, dai comuni. È un tema che riguarda lo Stato e le risorse messe a disposizione delle forze di polizia. Sappiamo, ci sono varie stime, ma anche alcuni sindacati dicono che c'è una mancanza di circa sul territorio nazionale di 40.000 agenti di polizia, e questo ovviamente si fa sentire. Poi l'altro punto, come accennavi tu prima, è che il problema sicurezza non è purtroppo limitato agli episodi che abbiamo visto sul suolo pubblico, ma sono di nuovo in incremento anche gli atti delittuosi nei confronti appunto di appartamenti di triestini, quindi furti negli appartamenti, e anche ricordiamo sempre il problema sia delle truffe online, che sono sempre presenti, e anche delle truffe, quelle che vengono chiamate con dell'avvocato, eccetera, che l'ultima proprio piscina, no? 10.000 euro di bottine. Che purtroppo sono molte e portano ovviamente appunto un nocumento ai cittadini triestini. Su tutti questi fronti bisogna agire, non è sicuramente semplice. Adesso vedremo con il presidio delle forze dell'ordine in queste zone se almeno una parte di questi problemi vengono risolti. Ecco, comunque io non ho pregiudizi nei confronti di queste misure, anzi staremo a valutare. Poi tra l'altro ho visto il vostro servizio e ovviamente i commercianti, che sono quelli più sensibili, anche alcuni hanno detto bene, valutiamo poi se effettivamente portano i risultati. Certo. Prima telefonata, pronto? Pronto, buongiorno? C'è, non c'è? Non sento nulla. Niente, va bene. Allora, c'era andato. Mi viene da chiedere, no, in questo momento un po' particolare in cui, come dire, ci sono alcune elezioni all'orizzonte a Monfalcone, a Pordenone, in cui tiene banco sostanzialmente più la bagarre interna al centrodestra che il confronto politico col centrosinistra. Il pensiero dal punto di vista del Movimento 5 Stelle qual è? Qual è la prospettiva? Ma se
tua domanda è sul tema del terzo mandato. Ovviamente, come dicevi tu, è una questione interna al centrodestra, non credo che sia neanche molto interessante dal punto di vista politico, se con politica intendiamo coinvolgimento e le prese di posizione dei cittadini, no? È un tema, diciamo, come dicevo prima, partitico, che io non lo vedo neanche un problema, nel senso che il limite ai mandati per quanto riguarda i governatori e i presidenti della regione, io credo che sia un limite condivisibile. Non viene preclusa l'attività politica alle persone che hanno già ricoperto e svolto questi 2 mandati, possono ovviamente candidarsi o in altre istituzioni o comunque come consiglieri regionali, e credo che abbia una ratio condivisibile il limite, cioè quella di non fare in modo che ci sia un, tra virgolette, potere assoluto e illimitato da parte di una persona, e questo favorisce soprattutto in questo caso anche il ricambio interno alle forze politiche stesse, in questo caso di centrodestra, ma anche un ricambio interno all'interno della maggioranza. E quindi credo che questa sia una misura che va a favorire la democraticità e il processo democratico del Paese. Quindi io sono assolutamente favorevole al limite dei mandati. Tra l'altro adesso non so come ci sarà un'evoluzione all'interno del Movimento 5 Stelle però avevamo fino a poco fa anche noi un limite interno, di regolamento interno di 2 mandati che poi sono diventati 3, e credo che questo... L'obiettivo è quello di favorire il ricambio, no? delle persone che si occupano di politica. Ma per quanto invece riguarda le elezioni nei vari comuni, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, neanche tanto ultime notizie, noi probabilmente sosterremo adesso è da valutare, le candidature di alcuni nostri attivisti in una lista civica a Monfalcone, mentre a Pordenone la situazione è ancora in evoluzione, ma molto probabilmente anche lì non ci presenteremo con il nostro simbolo, vedremo se qualche nostro attivista iscritto si candiderà in qualche lista civica ed eventualmente verrà sostenuto certificato come candidato del Movimento 5 Stelle. Sì, per ora diciamo che la discussione sia a Monfalcone che a Pordenone gravita tutto intorno a questo meccanismo del terzo mandato sì no all'interno del centrodestra. Io mi auguro che poi le realtà locali comincino a discutere anche dei temi che interessano poi le singole comunità, no? Sia a Monfalcone, a Pordenone e in tutti i comuni in cui si va a elezioni. Certo, insomma, quindi un 5 Stelle che insomma sta ragionando anche un po' sul proprio futuro e anche in prospettiva insomma un po' più lontana, ma quella di Trieste, del Consiglio Comunale, dove diciamo, si è ridotta la rappresentanza rispetto proprio al periodo di Paolo Menis. No, ma qui a Trieste come movimento abbiamo un gruppo di iscritti, di attivisti più consolidato rispetto ad altre realtà, e stiamo facendo dei ragionamenti diciamo, a medio e lungo termine in vista poi delle elezioni del 2027, e lo stiamo anche facendo, almeno la mia intenzione come coordinatore provinciale è quella di iniziare un percorso assieme ad altre forze politiche per parlare di temi, per creare appunto le basi per un programma che sia anche scritto in modo molto partecipato assieme ai cittadini. In questi anni abbiamo visto c'è stato sicuramente sia a livello locale che a livello nazionale un disinteresse delle persone nel momento elettivo, cioè nel momento delle elezioni. Abbiamo visto che i dati non solo nei nostri confronti ma anche di partecipazione alle elezioni sono calati. Questo è indubbio perché è un dato oggettivo. Dall'altro lato abbiamo visto per esempio a Trieste come ci sia una grande vivacità, voglia di partecipare alle decisioni, creazione di molti comitati che affrontano anche singoli temi, per esempio il comitato
Novo Via, ma anche i tanti comitati rionali che affrontano le problematiche delle proprie micro realtà, e questo è indice, secondo me, di gran voglia di partecipare, di fare e di far politica nel senso proprio vero della parola, cioè quello di decidere e di contribuire con il proprio apporto al miglioramento della vita nella comunità. Ecco, quindi questo è sicuramente un aspetto positivo. Certo, allora, prossima telefonata, pronto? Buongiorno dottor Stabile, mi sente? Prego. Io sono buongiorno a lei, suo ospite. Buongiorno. E niente, io ho mandato una ricostruzione tramite mail lunghetta, qui sintetizzo in breve, su Trump, che secondo me comunque, ecco, è dovuto a lui anche la liberazione di Cecilia Sala, e poi anche questa tregua tra Israele e Hamas. Adesso, per motivi circostanziati che approfondisco nello scritto, guarda, chiedo semplicemente a voi che ne pensate di Donald Trump? E niente, questo. Ok, miseria. Va bene, è una cosa facile. Passiamo dal micro al macro, ma io credo che gli americani statunitensi qualche settimana fa, quando sono andati a votare, si sono trovati di fronte a una scelta non proprio facile, nel senso che indubbiamente non so quale era il male minore, sinceramente. Sia Biden che Trump personalmente sono due persone che non mi ispirano nessuna fiducia. Io su Trump poi potevo anche avere delle piccole speranze, soprattutto perché si era campagna elettorale impegnato, almeno a parole, a risolvere due piccole cosette che sono le guerre in corso. Adesso c'è stata sicuramente la tregua tra Israele e Palestina, e tra Israele e Hamas, però mi ha colpito, ecco, anche mi hanno colpito alcune dichiarazioni di Trump qualche giorno fa, l'altra settimana, quando ha sostanzialmente dichiarato guerra a Groenlandia e Panama, e adesso il terzo soggetto non lo ricordo, però ecco, non so, io non ho molta... Del Groenlandia se la voleva comprare, no? Sì, Groenlandia... Capisco che sembra un film, ma invece... Sì, ecco, ha aperto altri 3 fronti quando doveva chiuderne 2, poi adesso speriamo che almeno, a parte gli scherzi, la guerra tragica a Gaza si fermi veramente, e questa è almeno la prima speranza. E poi vediamo anche sul fronte russo-ucraino. Ecco, io non ho moltissime speranze in Trump, però se effettivamente poi porterà dei risultati staremo a vedere. E forse calando la questione americana sul tema locale, bisognerà più che altro vedere come poi che sviluppi avranno anche tutto il tema della via del cotone, in cui comunque è inserita anche indirettamente l'amministrazione americana, e quindi lo sviluppo dei traffici commerciali che arrivano però da India verso Trieste. Ecco, forse su quello sarà da capire, perché può essere un'opportunità ma anche una minaccia se la presenza degli Stati Uniti nel porto di Trieste diventa una presenza che ha più interessi di tipo militare che commerciale. Comincia a essere una questione molto critica, però può essere anche effettivamente un'opportunità dal punto di vista economico e commerciale. Ecco, anche e poi riallacciandosi ad altre tematiche di questi giorni, perché effettivamente se lo sviluppo della via del cotone, abbandonata la via della seta, potrà portare ricchezza nel nostro territorio,
indirettamente potrebbe anche risolvere alcune crisi. Abbiamo visto pochi giorni fa la crisi u-blox che con il possibile licenziamento di quasi 200 persone. Ecco, mi chiedo se uno sviluppo di tipo commerciale ed economico con soggetti molto forti, coinvolgendo anche gli Stati Uniti, debba secondo me riportare una certa vitalità dal punto di vista industriale anche sul nostro territorio, altrimenti diciamo infatti proprio su questo poco, arriva una mail dell'amico Claudio Visintin che parla appunto dei 197 posti a rischio alla u-blox di Prosequo. Si rischia di disperdere, scrive, un patrimonio d'eccellenza, la maggior parte di ingegneri nella ricerca e sviluppo del settore cellulare, tecnologia wireless, e quindi chiede se si possono mettere in moto tutte le strategie possibili anche con il senatore Patuanelli. Va detto peraltro che qualche tempo fa si parlava ogni giorno sui giornali del golden power, cioè diciamo della capacità del governo di bloccare quelle perdite di industrie strategiche per il paese. Direi che di strategico la u-blox ha tutto. Sì, sicuramente si occupano di nuove tecnologie, quindi mantenere una capacità di ricerca, perché poi qua a Trieste si fa ricerca e sviluppo, è fondamentale. Ho visto che l'assessore Rosolén ieri si è attivata, e quindi però credo che anche e soprattutto per l'entità delle persone coinvolte sia necessario anche coinvolgere il nostro governo per fare in modo che appunto questa azienda le persone rimangano lì e questa azienda non sparisca, anche perché effettivamente, da come ci è stato raccontato dai rappresentanti sindacali dell'azienda stessa, c'era sì una situazione di criticità, ma comunque probabilmente risolvibile. Quindi sarebbe un vero peccato per un'altra realtà. Perché c'è u-blox, c'è Flex, c'è Tirso, solo per parlare delle vertenze più recenti. Insomma. Per questo dicevo che se una strategia sul porto di Trieste deve coinvolgere anche ovviamente le realtà industriali, cioè rigenerare presenza industriale sul nostro territorio, territorio, perché altrimenti sul territorio, su Trieste, non ricade granché, con tutto nonostante il fatto che vediamo che a Trieste dal punto di vista turistico, dei servizi, c'è molta vitalità, però senza una presenza industriale rischiamo veramente di sprecare delle risorse e di far diventare di nuovo Trieste quella che era decenni fa, in una situazione di crisi profonda. Certo, allora andiamo a sentire la prossima telefonata. Mi scuso col telespettatore o telespettatrice per aver atteso un po'. Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno loro signori, ai triestini e ai friulani. Allora dicevo, no? Ringrazio il signor Visintin che ieri ha appoggiato la mia idea, quindi non è malsano quel che dico. Ripeto quel che ho detto anche tanti giorni fa. Ho telefonato ai vari quando erano Lo Bianco, Ponteca, Medao e ieri anche alla De Gardo, no? Praticamente nessuno mi sa dire quanti agenti sono arrivati a Trieste, quanti agenti sono in servizio, quanti agenti hanno fatto già l'abilitazione al vento e alla bufera che avete lì. Non so, non ci dite quanti sono arrivati e se sono in servizio. Quindi io dico una cosa, facciamo una proposta, mandiamo 2 agenti a controllare le persone in piazza e vediamo. 2 agenti potrebbero fare ogni 10 minuti una persona, quindi 6 all'ora, per 6-7 ore che fanno, dovrebbero in un giorno controllare 50 persone, e quelli che non hanno i requisiti mandarli a casa o metterli in qualche posto che non possano nuocere. Invece continuate come un disco di platino, che è sempre quello, dovrebbe lo Stato, ma no,
chi fa da sé fa per tre, quindi cominciate a fare ripulisti per conto vostro lì, senza pisciarvi addosso sempre che sono stati questi, sono stati gli altri, non dovrebbero fare, ma quelli fanno perché? Perché non avete dato sempre la carota invece di dare anche il martello. Adesso è ora di dare il martello. Grazie, mandi. Va bene, ok, si è sfogato. Se vuoi in qualche modo... Non ho capito la proposta, anche perché effettivamente i controlli in strada vengono svolti dalle forze dell'ordine, quindi non sarò io a dire come svolgere il lavoro agli agenti, sono autonomi, capaci e ricevono le direttive dai propri superiori, quindi i controlli in strada si fanno. È un problema di risorse disponibili, cioè di numero di agenti che non riescono ovviamente a presidiare costantemente tutto il territorio, e quindi la soluzione non è una soluzione innovativa. Certo, le nuove tecnologie possono servire, le videocamere, le intercettazioni per alcuni reati possono servire, infatti su questo per esempio siamo contrari come Movimento 5 Stelle alle limitazioni delle intercettazioni, perché sono state e devono continuare a essere utili per bloccare alcune tipologie di reati, però il fatto è che mancano unità di personale, di agenti sul territorio. Ecco, così si può sicuramente risolvere alcuni problemi. Non è necessaria, diciamo, nessuna strategia particolare o nessuna ricetta nuova, ecco. Allora, oggi il quotidiano Il Piccolo apre la prima pagina con la caccia agli stagionali per il turismo, che diciamo così è l'altra faccia, no, del mondo occupazionale di cui parlavamo pochi istanti fa, legato invece all'industria. Lì ovviamente si parla di posti a tempo indeterminato, di altre situazioni. Questa è una situazione che riguarda soprattutto alcuni mesi dell'anno, però è un fenomeno in forte espansione che riguarda in modo particolare anche la città di Trieste, che ormai insomma dal punto di vista turistico è uno dei punti di riferimento insieme a Lignano e a Grado in Friuli Venezia Giulia, quindi anche questo è un settore importante, però chiaramente qui si tratta di un'occupazione diversa. Bah sì, è sicuramente un'occupazione di tipo stagionale, probabilmente è molto più difficile, come dicono anche gli operatori, trovare le persone disponibili, c'è molto ricambio e c'è molta concorrenza, no? Vediamo che c'è molto turnover, come si dice, e quindi le persone magari che affrontano i ragazzi giovani che vanno a lavorare in un locale magari hanno anche molta facilità a trovare anche un altro lavoro, magari sempre a tempo determinato, ma che come dire, viene remunerato meglio o hanno orari di lavoro molto più tranquilli, e quindi cambiano molto più frequentemente. Poi c'è un altro tema, secondo me, di cui forse si parla molto poco per quanto riguarda le politiche giovanili, ed è un tema anche di difficile soluzione, che sono i giovani cosiddetti NEET che non fanno banalmente nulla, cioè nel senso che non fanno corsi di formazione, non lavorano, non vanno all'università e non studiano. Come raggiungere quelle famiglie e quei giovani è un tema molto importante. Tra l'altro è stato anche nominato durante la conferenza stampa della Meloni a inizio anno. Effettivamente è difficile raggiungere quei ragazzi là, no? Cioè, perché sono proprio al di fuori dei circuiti istituzionali, quindi quello è un tema importante. E dall'altro sulle assunzioni fa bene la Regione sicuramente a intervenire in modo attivo, nel senso che cercare di unire la domanda e offerta con politiche mirate è sicuramente un'ottima cosa, e magari anche portare a termine una riqualificazione, una riconversione dei centri dell'impiego e di tutte, diciamo, le tipologie
di matching tra offerta e domanda di lavoro, perché anche quello è un tema poco trattato. Abbiamo una telefonata, la sentiamo, buongiorno. Pronto? Sentiamo il ritorno, quindi qualcuno c'è alla cornetta, pronto? Niente, vabbè, chissà se lo riprendiamo dopo, ci fermiamo allora per la pubblicità, torniamo tra poco ancora qui con Paolo Menis, coordinatore del Movimento 5 Stelle a Trieste. Bentrovati ancora con Paolo Menis, coordinatore del Movimento 5 Stelle a Trieste. Abbiamo già una telefonata in attesa, allora la sentiamo subito. Buongiorno. Prego. Mi sa che è il stesso telespettatore o telespettatrice di prima, se magari, diciamo, fa una domanda. Pronto? Niente, vabbè, andiamo avanti. Allora, tema che torna sempre è quello del tram di Opicina. Ieri abbiamo visto gli orari sul quotidiano Il Piccolo, anche se non abbiamo ancora visto diciamo, il primo convoglio operativo da un punto di vista proprio della linea ufficiale. Ci siamo, però dovrebbe trattarsi dei primi di febbraio. Insomma. Speriamo. 8 anni. Sì. No, ieri un po' mi ha fatto sorridere vedere gli orari del tram dopo 8 anni. E saremo tutti là, la prima corsa del tram. 8 anni è effettivamente un'infinità. Cioè, ricordo, se non sbaglio, erano 3 anni fa che il sindaco aveva dichiarato si ripartirà per il mio compleanno, che se non sbaglio è il 1° febbraio. Sono passati quasi 3 anni, speriamo che sia il 1° febbraio corretto e che riparta. Comunque sì. Una vicenda a dir poco triste e scandalosa, e vediamo se effettivamente riparte al 1° febbraio. Ci sono sicuramente responsabilità non solo del Comune, anche di Ansfisa e di altri soggetti istituzionali, però penso che non possa esistere una cosa del genere, e non possiamo pensare che i lavori pubblici durino, anche se riguardano una linea tranviaria come la nostra, con alcune peculiarità, alcune particolarità, che durino 8 anni, anche perché al di là del costo di manutenzione e di intervento sulla linea, dobbiamo mettere in conto anche tutti i costi indiretti di mancati incassi dell'utilizzo di quella linea, ma soprattutto, visto che è una linea che veniva molto conosciuta al di fuori della città e veniva molto usata dai turisti, dobbiamo mettere in conto anche tutto il danno provocato al turismo, cioè il mancato utilizzo da parte dei turisti di quella splendida linea. Speriamo che adesso effettivamente il 1° febbraio sia il 1° febbraio giusto. Ecco. Allora, c'è questa telefonata, chissà. Pronto? Buongiorno. Non c'è fortuna. Pronto? Non abbiamo allora, se no chiudiamo, però diamo un attimo, se è possibile, una controllata, perché 3 volte è un po' troppo. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, prego. Niente. Vabbè, oggi non abbiamo fortuna, evidentemente. Pronto? Eccolo qua. Pronto? Sì, parli però, perché 3 volte, dai, andiamo. No, è la prima volta che chiamo. Solo Prego, dai, allora sfortunato, buongiorno, vai. Dottor Stabile, a lei e buongiorno. Al Menis di 5 Stelle. Allora, lo scandalo non è solamente il tram di Opicina, lo scandalo è il silenzio di tutti i politici e di tutti i media sul territorio libero di Trieste. Questo è lo scandalo. Allora, io ne parlo il sempre. Presidente Mattarella nuovamente ha ricordato che la civiltà chiede dialogo e il rispetto reciproco. Sarebbe, allora rispondo io al Presidente Mattarella, caro Presidente, rispetto di cosa? L'Italia è un paese del diritto o è un paese delle prevaricazioni? Qua siamo derubati e ancora ci minacciano. Come ha detto, non mi ricordo se la Porzio o la
chi era commissario del governo, che ci avrebbero tolto le pensioni, che eravamo eversori, che ci avrebbero messo in prigione. Ma cosa stiamo scherzando? Un paese di diritto, l'Italia. Sì, l'Italia è un bellissimo paese, per me il più bel del mondo, ma con un'amministrazione talmente delinquente che Dio solo sa. E tutti silenziosi, tutti omertosi. C'è gente che viene derubata quotidianamente qua a Trieste e tutti quanti in silenzio. E vengono minacciati anche. Se non mi dai i soldi che sono illegali, i soldi che tu mi dai sono presi illegalmente e ancora ti minaccio. Ma siamo una terra di mafia? L'IVA su tutto il territorio dello Stato. Non può dire che l'IVA è chiedere l'IVA è una delinquenza, dai, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma dai. Scusi, dottor Stabile, ma quando viola la legge cosa ha determinato? Meni, stia buono un attimo che ho già parlato con lei, per favore, siamo educati, mi faccia una cortesia. Cosa ha stabilito i confini della Repubblica Italiana? Il trattato di pace. Allora andiamo a vedere dove sono i confini e dove finisce la Repubblica. Tutto qua. Non è una mia ideologia. Ma che confini? Ma cosa sta dicendo? Ma che confini? Ma che confini? Il TLT purtroppo non ha preso piede e non ha preso consistenza. Ma di cosa stiamo parlando? Andiamo a dichiarare guerra alla Slovenia per prenderci la zona B. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Guardi che sta parlando con uno che il trattato di pace e tutto quello che riguarda gli allegati, se li eletti e come, e ne ha parlato tante volte, quindi non sta parlando con uno che non ne sa. Tiri fuori. Sì, ma non è che tiri fuori, lo ha già fatto, quindi si informi anche lei con chi sta parlando, perché in questo caso sta sbagliando di grosso, perché è stata una persona che sul tema invece è informato. Ma sì, diciamo che bisogna distinguere due cose. Se noi parliamo, come il telespettatore diceva, di istituzione del TLT, di confine del TLT, il TLT aveva appunto una zona A e una zona B, cioè mi sembra anacronistico, no, andare a cercare o pensare di reistituire il territorio libero di Trieste, no, nel 2025. L'ho detto anche altre volte quando sono venuto qua e quando credo abbia già chiamato il telespettatore. Noi dobbiamo concentrarci sugli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi i punti franchi internazionali e il porto franco internazionale. Quelli sì sono da attivare e sfruttare, ma non tiriamo di nuovo in ballo questioni di confini, questioni di amministrazione italiana, questioni di amministrazione provvisoria, eccetera, eccetera. Cioè siamo calati in una realtà completamente diversa, no? Mi pare che andare ad aprire un tema sui confini dell'Italia e di Trieste, o a dire che chiedere l'IVA è un atto delinquenziale, come mi sembra, cioè, torniamo alla realtà e cerchiamo di lavorare tutti per cercare di far sfruttare gli strumenti che abbiamo a disposizione. Ecco, in questo sicuramente sono d'accordo. C'è il tema dei punti franchi, per esempio. C'è il tema dei punti franchi, della possibilità di fare trasformazioni industriali nei punti franchi, che va ancora, diciamo, regolamentato e capito come sfruttarlo. C'è il tema, come dicevo prima, anche dello sviluppo si è abbandonata la via della seta con la Cina per questioni, diciamo, nazionali e internazionali. Si sta parlando negli ultimi mesi di via del cotone, e quindi queste sono le tematiche da portare per cercare di portare produzione, commercio e industria sul nostro territorio. Ecco, parlare ancora di TLT mi sembra anacronistico e improduttivo. Allora, prima abbiamo sfiorato il tema, poi ci ritorniamo perché volevo parlare anche di Porto Vivo, Porto Vecchio. Vedevo la telefonata, poi è scomparsa, quindi non c'è. Allora ci vado ora, perché ci avviciniamo, diciamo così, alla data, dovrebbe essere nel mese di febbraio, quando dovrebbe esserci la gara per i lavori di trasformazioni in Porto Vecchio, Porto Vivo. Vedremo se ci saranno altri partecipanti oltre a Costin, che insomma è il soggetto che si è fatto avanti per
un progetto complessivo dell'area, a eccezione degli immobili che restano in capo al comune e a quelli della regione. Sì. Ma sì, in teoria, a detta dell'assessore, la gara dovrebbe partire a febbraio o nei primi mesi di quest'anno. Noi in Consiglio Comunale abbiamo espresso molte perplessità su questo progetto per il metodo con cui è stato portato avanti, perché ricordiamo che il tema cioè la metodologia scelta, cioè quella del project financing, non è, cioè impatta molto poi sul percorso, perché si parte come base dal progetto presentato da Costim. Possono ovviamente partecipare anche altri soggetti, ma diciamo che non è che gli altri soggetti non è che possono presentare dei progetti completamente diversi, possono migliorare quello che è presentato da Costim, o dal punto di vista economico o dal punto di vista progettuale. Noi abbiamo delle perplessità perché di fatto il progetto presentato da Costim prevede che ben 19 immobili nell'area del Porto Vecchio siano poi alienati dal comune alla società che vincerà questa gara. Bisognerà vedere, come dicevi tu, se ci saranno altri soggetti che parteciperanno alla gara, ma presumibilmente ci sarà, credo, non è che Costim e forse qualcun altro, ma non credo molti altri soggetti. Quindi di fatto non ci sarà una gara né per avere un progetto, cioè né per poter comparare dei progetti alternativi su quell'area, né per vendere al meglio, se la decisione è quella di vendere gli immobili, per vendere al meglio gli immobili del Porto Vecchio. E io credo che poi alla fine, purtroppo, gran parte di quell'area, a parte forse quella che è più vicina a Barcola, non sarà poi tanto sfruttata dai triestini, perché di fatto avremo una forte presenza di residenze, e molto probabilmente saranno residenze di tipo turistico, con presenza o comunque acquisti da parte di stranieri, e diciamo poco vivacità dal punto di vista quotidiano su quell'area. Quindi io temo che alla fine ci sarà una sorta di speculazione edilizia sulla parte residenziale, ma poi tutta l'area attorno non è che riuscirà a rivivere. Spero di sbagliarmi e che questa sia un'operazione che vada a vantaggio della città e di tutti i triestini. Non vorrei venisse replicata su scala più grande una situazione come Porto Piccolo o come Porto San Rocco a Muggia. Ecco, questo è il mio timore. Allora, prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Mi sente? Sì. Niente, volevo solo dare la mia solidarietà al signor Fulvio, che telefona sempre, perché secondo me, cioè, visto che nomina leggi, articoli, allegati, eccetera, non è che li inventa, e finora non ci sono state smentite. E mi viene così l'idea, perché non lo chiamate ospite, così ci spiega la situazione e insomma, mi piacerebbe vederlo e sentirlo dal vivo. Grazie, buongiorno. Va bene, grazie al signore che ha chiamato. Vediamo chi si candida poi a condurre la trasmissione. Diciamo che sul territorio libero non è che sono mancati né i confronti né diciamo così le persone in studio che ne hanno parlato da 10-11 anni che sono qui. Non sono mancate le occasioni. Ricordo anche il mitico Bruno Zonc, che chiamava ogni mattina e che era il Fulvio, diciamo, di qualche tempo prima. Allora, altro tema, quello della cabinovia. Andiamo a vedere il servizio, perché c'è una vicenda giudiziaria collegata anche alle proteste in occasione dei carotaggi. Il servizio del TG di ieri con le 12 persone a processo.
Avevano protestato contro la cabinovia nell'agosto del 2023. In 12 sono finiti sul banco degli imputati con le accuse di violenza privata e per uno di loro anche di manifestazione pubblica non autorizzata. La prima udienza si è conclusa con un rinvio al 9 aprile per un difetto di notifica ad uno degli imputati. I fatti si riferiscono al 29 e al 30 agosto di più di un anno e mezzo fa, quando iniziarono i carotaggi preliminari sui terreni dell'area in cui dovrebbe sorgere un parcheggio sotterraneo al servizio della cabinovia. Un gruppo di residenti era sceso in strada per manifestare il proprio dissenso. Secondo la procura, essi avrebbero impedito lo svolgimento dei carotaggi, costringendo gli addetti ad interrompere il lavoro. Gli accusati sostengono di essersi limitati al presidio del sì. Il primo giorno, secondo la difesa, il carotaggio si sarebbe interrotto causa il maltempo. Il secondo giorno vi sarebbe stato un sabotaggio di cui nessuna delle persone attualmente a processo risulta accusata. In seguito al sabotaggio, sul posto la Digos, oltre a raccogliere elementi utili a smascherarne l'autore, ha cercato di capire se il dissenso fosse stato espresso entro i confini della legge. La procura ritiene di no. Da qui la contestazione di violenza privata e manifestazione non autorizzata. Gli imputati contestano tale ricostruzione, nuova puntata fra poco più di 2 mesi. Allora, questa è la vicenda giudiziaria, poi c'è la vicenda, diciamo così, di merito, di opportunità, lo scontro ormai è aperto tra ricorsi al TAR, questa situazione invece relativa alle proteste e il procedimento che però va avanti dopo la conferma dei fondi. Il senatore Patuanelli aveva detto che non c'erano, poi in realtà c'erano. Ha portato sfortuna, ha portato sfortuna Patuanelli come sempre. No, diciamo che io non vedo una partita chiusa, nel senso che le sentenze del TAR di inizio anno, tra l'altro hanno una valenza molto forte, soprattutto perché dicono una cosa che dovrebbe essere una banalità, ma che nel procedimento amministrativo della cabinovia non è stata rispettata. Cioè il Comune e Regione sono andati avanti dell'iter amministrativo senza che la struttura della cabinovia sia prevista e inserita nel piano regolatore. Cioè il TAR dice questo, quindi sospende tutti gli atti che dovevano essere successivi poi alla modifica del piano regolatore, e quindi secondo me quella non è una partita chiusa come dice il sindaco. Adesso è in itinere una variante al piano regolatore relativa però, se non ho capito male, alla tratta in linea, cioè quella che passa in Porto Vecchio, e il Consiglio Comunale poi si dovrà assumere, i consiglieri comunali di maggioranza che sono favorevoli a questo progetto si dovranno assumere la responsabilità di dare il via libera alla cabinovia, cosa che invece magari poteva essere diversa, no? Se l'iter amministrativo andava già avanti senza che ci fosse una variante al piano regolatore. Quindi dal punto di vista politico credo che ci sia una grossa novità e questo rafforza il fatto che i consiglieri comunali di centrodestra dovranno assumersi la responsabilità di dire sì o no. Cioè diranno sì ovviamente perché hanno indicazione di dire sì, ma sarà imputabile a loro la responsabilità di questo progetto. L'altra cosa, cioè è chiaro che ogni progetto che riguarda il trasporto pubblico è un progetto o comunque una linea che deve essere finanziata dal pubblico, perché sennò altrimenti non sta in piedi. Però io ho sentito il ministro Salvini quando è venuto a Trieste dire che questa struttura consentirà di spostarsi a 1800 persone all'ora, cioè che è un numero che non sta proprio neanche in piedi per una città come Trieste. Poi dobbiamo capire esattamente a cosa effettivamente serve questa struttura. Oltre noi siamo ovviamente contrari anche perché c'è un impatto di tipo ambientale, ma soprattutto perché non risolverà il problema per il quale è stata pensata.
i tecnici del comune dicono che c'è un problema di accesso alla città da nord e quindi ipotizzano il fatto che chi viene da fuori parcheggerà a Campo Romano, lascerà la macchina là e arriverà in centro con la cabinovia. A parte che poi il progetto del parcheggio è sottodimensionato, no? Se si vuole arrivare a quei numeri che diceva anche Salvini, ma non vedo perché una persona che viene da fuori Trieste dovrebbe fare questo tipo di percorso, cioè lasciare la macchina officina e poi scendere con la cabinovia in centro. Quindi credo che se verrà realizzata sarà una struttura che ovviamente dovrà essere finanziata, dovremo continuare a finanziarla noi come cittadini attraverso tasse e imposte, e quindi sarà la regione che dovrà accollarsi poi, se inserita nel trasporto pubblico locale, l'onere di esercizio di questa struttura, perché sarà sicuramente sottoutilizzata o non utilizzata. Altra cosa poteva essere se invece si pensava a una struttura di tipo turistico che magari da Barcola arrivasse, non so, a Montegrisa. C'erano delle ipotesi ancora tanti anni fa, c'erano progetti, emozioni, mi ricordo quando ero in consiglio comunale, portate avanti dal consigliere De Gioia. Quello sarebbe ovviamente da valutare anche l'impatto ambientale di quella struttura là, ma diciamo sarebbe una struttura di tipo turistico. Pensare di risolvere il problema dell'accesso alla città con l'Ovovia è sicuramente, a mio avviso, sbagliato. Allora, abbiamo una telefonata, la sentiamo, buongiorno. Un buongiorno a voi. Ecco, ieri sono passato per il Porto Vecchio, o Porto Nuovo, o Porto Vivo, come si chiama, e ho visto con meraviglia che non ci sono più i parcheggi nel piazzale dove c'è la sala dei congressi. Non ci sono solamente dei parcheggi per autobus. Io dico, se uno, e poi oltretutto la parte del 26, il viale del 26 è carico di macchine, la parte del palazzo, chiamiamolo palazzetto del sollevamento centrale idrodinamico, tutto pieno. Hanno fatto sul piazzale tutti i parcheggi per gli autobus. Adesso mi domando, uno che va in Porto Vecchio, che vuole accedere ai vari musei del magazzino 26, dove metterà la macchina? Perché già le macchine hanno occupato tutto, cioè chi che lavora, poi c'è una scuola di fisica, una cosa l'altra. Cioè praticamente uno arriva in porto, in piazzale, non ha parcheggi, ha tutto vuoto, perché ci sono i parcheggi per gli autobus, hanno fatto i parcheggi per gli autobus, e i parcheggi per le macchine sono spariti completamente. E io mi domando dove andranno, cioè adesso che inverno no, ma durante l'estate tanta gente va a passeggiare, a fare il giro, parcheggia, va a prendersi il caffè nel bar di Ili, ma basta, finiti i parcheggi. Poi volevo dire, hanno messo gli alberi e hanno asfaltato fino attorno all'albero. L'albero quando crescerà spaccherà tutto, non lo so. Poi hanno messo alberi sempreverdi con alberi che durante logicamente l'inverno non hanno le foglie. No, hanno fatto dei lavori stupidi, secondo me, perché dovevano mettere o alberi sempreverdi o alberi che durante l'inverno cadono le foglie. Non riesco a capire questi lavori fatti così alla Carlona. Grazie e buongiorno. Grazie, accerteremo sul discorso dei parcheggi degli autobus, perché non ho visto questa situazione, quindi andremo sicuramente a vedere. Grazie per la segnalazione. Prego. Sì, dal punto di vista dei parcheggi non ho visto questa novità, e quindi mi riservo di approfondire, perché penso che l'ultima volta che sono stato da quelle parti è stato quest'estate, i parcheggi c'erano. Bisogna anche dire che c'è un'area del tutto non utilizzata vicino alla rotatoria di uscita dal centro congressi, quella verso Barcola, che effettivamente è un'area molto ampia e di solito non ci sono, è molto vicina poi al centro congressi, e di solito è sempre vuota, quindi credo, poi tra l'altro da progetto quello dovrebbe essere uno dei parcheggi più importanti dell'area. Dal punto di vista delle alberature
non posso esprimermi perché non sono un tecnico, quindi non lo so. Immagino spero che le scelte delle alberature siano state ponderate e fatte accuratamente. È chiaro che poi è una zona in continua evoluzione, quindi credo che non ci saranno problemi poi per andare ad individuare dei parcheggi. Tra l'altro, se non ricordo, uno o due edifici della zona di Porto Vecchio saranno adibiti a parcheggi, quindi c'è un problema attuale, sì, che riguarda tutta la città sui parcheggi. Io per esempio non ho condiviso il fatto di creare un parcheggio dove c'era la sala Tripkovic completamente gratuito, cioè nel senso, in una zona in cui ci sono parcheggi a pagamento, istituire un parcheggio gratuito, è chiaro che poi lì non abbiamo un'alta rotazione delle automobili che stazionano, no? Quindi è chiaro, si è trovata una soluzione tampone, però non può essere quello, secondo me, il modo di ragionare per cercare di risolvere in modo definitivo il problema dei parcheggi. Cioè, in un'area molto centrale non ci possono essere parcheggi gratuiti, altrimenti la rotazione diventa nulla. Quindi uno arriva alla mattina, parcheggia, lascia la macchina là, fai ovviamente un favore a chi viene in automobile e scende magari per lavorare, però non ci può essere, cioè non ci sarà mai un'altra rotazione, certo. Cambia. Allora, ancora 3 minuti, telefonata e risposta flash. Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Daniele da Trieste. Ciao Daniele. Volevo intervenire per quanto riguarda la sicurezza, perché non capisco a cosa servono pattuglie di poliziotti o carabinieri varie nelle piazze che sono messe lì in cerchio a chiacchierare tra loro, quando invece io penso che dovrebbero chiedere documenti a destra e a sinistra, perché gliele fanno davanti di tutti i colori. Io sono passato a piedi con mia moglie e a 5 metri c'era uno scambio di buste e soldi proprio davanti a loro che se la parlavano tranquillamente. E dico, ma non sarebbe meglio se girassero, chiedessero documenti, qualche perquisizione, invece che stare lì, perché tanto ormai non fanno più paura a nessuno. Questo dico. Grazie, buona giornata. Grazie. Questo è quello che, diciamo, vede la persona mentre passa, poi chiaramente io credo che comunque io credo che comunque gli agenti facciano il loro lavoro e seguano le disposizioni che gli arrivano dai propri superiori. Su quello che diceva adesso il telespettatore, però spetta anche a noi. Cioè, una volta, se io passo in una zona e vedo che c'è qualche possibilità di reato, vado ad informare la polizia che sta al mio fianco. È chiaro che può essere delicata questa cosa, però spetta anche noi dare il nostro contributo affinché poi gli agenti possano lavorare al meglio anche attraverso segnalazioni di questo genere. Poi è chiaro che non è che un agente che è messo a presidiare una piazza per 5 o 6 ore possa tutto il tempo, tutto l'arco di questo tempo chiedere documenti. Credo che non siano queste disposizioni che ricevono, ecco, quindi. Bene, allora io ringrazio Paolo Menis del Movimento 5 Stelle per essere stato con noi. Grazie a voi. E vi lascio la pubblicità. Tra poco con noi Anna Maria Cisinta, europarlamentare della Lega.